Buona domenica e bentrovati a questo primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con il maltempo. Temporali, pioggia e grandine si sono abbattuti tra la notte e questa mattina sulla nostra regione, in particolare sul Friuli occidentale, dove si sono registrati danni soprattutto nelle zone di San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto. Il sindaco della frazione di Bannia ha inviato un appello alla regione affinché corra in sostegno delle famiglie e delle attività che sono state gravemente danneggiate. Sentiamo. Un violento fronte temporalesco ha colpito in particolare Pordenone e tutta la provincia nella notte e in mattinata. In particolare una grandinata ha danneggiato coltivazioni, auto, tettoie in gran parte del territorio della destra Tagliamento. Attorno alle 6 ad Azzano Decimo la grandine con chicchi di dimensioni simili a quelle di palline da tennis è iniziata a cadere sfondando i vetri delle auto. Si registrano gravi danni alle colture a San Vito al Tagliamento e molto seria è la situazione nella zona di Fiume Veneto, in particolare nella frazione di Bannia. Proprio per questo Jessica Canton, sindaco del paese, ha inviato al governatore della regione Massimiliano Fedriga una nota per sottolineare quanto accaduto e la gravità dei danni conseguenti. Il primo cittadino di Bannia ha infatti dichiarato che sulla località si è abbattuto un temporale di circa mezz'ora con chicchi di grandine che hanno raggiunto i 10 cm di diametro, che hanno distrutto colture, sfondato tende e vetrate tra cui pannelli fotovoltaici e anche automobili. Il sindaco Canton fa quindi appello alla regione affinché prenda in considerazione di poter attivare tutti gli strumenti che riterrà opportuni, in modo da poter sostenere famiglie ed aziende. Dalla pioggia agli incendi sono partiti alle 12 dalla sede della Protezione Civile di Palmanova dei volontari in soccorso alla Sicilia per la situazione incendi. Abbiamo raggiunto sul posto il vice governatore Riccardo Riccardi. Protezione Civile pronta per partire a supporto della Sicilia. Innanzitutto avete aggiornamenti, com'è la situazione ad oggi? La situazione è complessa, è governata dal Dipartimento Nazionale e noi ovviamente abbiamo risposto all'appello del Presidente Musumeci aggiungendoci alle altre regioni del Nord Italia, mettendo a disposizione 4 squadre esperte del nostro sistema antincendio sull'attività dell'incendio boschivo. Partiranno adesso, arriveranno in Sicilia probabilmente nel corso della notte, perché imbarcheranno a San Giovanni in Calabria per poter raggiungere la provincia di Messina, che è una delle aree maggiormente colpite. La missione durerà una decina di giorni e speriamo che siano sufficienti a sostenere e dare una risposta all'appello che la regione siciliana ha fatto. Io sono qui anche a dire grazie ai nostri volontari, anche a nome del Presidente Fedriga, che purtroppo non è in questo momento in Friuli Venezia Giulia, è impegnato fuori regione, quindi mi ha anche pregato di rappresentare il suo sentimento di piena gratitudine nei confronti di questi ragazzi che da un'ora all'altra, ieri è stata una giornata abbastanza lunga, abbiamo visto i comitati operativi, le decisioni, soltanto nel corso della notte si è deciso di avviare quindi la missione, quindi siamo qua e li ringraziamo di questa disponibilità che è legata anche alla competenza che hanno. Voltiamo pagina, anche a Cividale ieri pomeriggio sono scesi in piazza i Novax protestando contro l'imposizione del vaccino e il Green Pass. Sono scesi in piazza a Cividale del Friuli i Novax facendosi sentire anche nella cittadina ducale. Genitori, pensionati e giovani ragazzi hanno occupato Piazza Duomo denunciando l'imposizione delle norme sanitarie a discapito delle libertà fisiche e di scelta nella protesta denominata Emergenza Discriminazione. Nel rispetto delle norme anti-Covid si è svolta la manifestazione durante la quale un gruppo di dimostranti ha espresso le perplessità sull'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. In un momento storico in cui i contagi accennano solo temporaneamente a diminuire e molti paesi dell'Europa si stanno preparando alla quarta ondata, la protesta ha posto l'accento sulle contraddizioni che ancora non convincono gli attivisti. Propongono a gran voce cure anziché il siero vaccinale e si esprimono contro la gestione della pandemia da parte del governo. Attenzione particolare anche sulle mascherine, imposte, come sottolineato insistentemente, anche ai più piccoli. Un vaccino sperimentale si può mettere solo in atto dall'EMA, dall'AIFA e dalla sanità globale quando non ci sono le cure, e le cure c'erano come da protocollo del 2006 pandemico. Non lo hanno calcolato. Ci siamo riuniti qui oggi pacificamente in Piazza del Duomo per rivendicare la difesa dei plurimi diritti soggettivi costituzionali, diritti fondamentali della persona che sono tutelati anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il decreto 105 del governo Draghi è illegittimo perché viola l'articolo 3
che sancisce la non discriminazione e l'uguaglianza di tutti i cittadini nella loro dignità nella Repubblica Italiana, viola l'articolo 2 che tutela i diritti inviolabili della persona umana, viola l'articolo 13 sulla libertà personale e viola tutti gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che vietano la discriminazione all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Oggetto di discussione anche il Green Pass, sul quale dichiarano un sordo dialogo e un confronto assente con gli ambiti medico e scientifico. Il simulatore di volo Agata per l'addestramento in condizioni limite dei piloti è stato presentato dall'azienda Centro Automazioni di San Quirino. Testimonial del progetto, unico in Italia, è stato l'ex comandante delle Frecce Tricolori Massimo Tammaro. Poter volare senza limiti, riproducendo in modo ancora più fedele la realtà in alta quota, è l'ambizioso obiettivo che Centro Automazioni ha perseguito senza sosta anche nel tempo della pandemia e ora ha raggiunto con Agata Fly Simulator. L'azienda di San Quirino, guidata da Alfonso Sciarrabon, specializzata in soluzioni per l'automazione industriale, ha presentato oggi il primo simulatore dinamico di volo a G sostenuti. Il progetto, unico nel suo genere, è nato con l'intento di ottenere una cella di simulazione, la cabina di pilotaggio, priva di contatti fisici come cablaggi e cavi, e permettere in tal modo rotazioni continue e infinite in ogni direzione dello spazio e l'addestramento dei piloti in condizioni limite. Consulente d'eccezione sul tema è stato il pilota Massimo Tammaro, già comandante della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, che ha partecipato al progetto nella sua fase embrionale, alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ha lavorato anche un team multidisciplinare di tecnici, coadiuvato anche dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Il progetto è stato anche selezionato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha permesso di cofinanziare parte dell'attività. È comparsa per la prima volta in Friuli dopo il 1976 la panace di Mantegazza, una pianta ornamentale che si è diffusa autonomamente in natura, in montagna, importata dal Caucaso. È pericolosa perché al contatto con la pelle provoca gravi ustioni. Lanciano l'allerta la Forestale e il Servizio Biodiversità della Regione. Si chiama panace di Mantegazza, una pianta di origine del Caucaso, ornamentale, molto bella ma anche molto pericolosa. Importata in Friuli Venezia Giulia dopo il terremoto del 1976 per motivi ornamentali in un'abitazione di Ovaro, piano piano si è diffusa nell'area montana della regione, individuata anche in un caso in Val Raccolana, nella zona di Chiusaforte. Questa pianta, un'ombrellifera che può raggiungere i 5 metri di altezza e che si può confondere anche con una simile pianta locale, può provocare ustioni al contatto con la pelle per la presenza di una linfa urticante, specialmente con le alte temperature estive. Come spiega Anna Carpanelli del Servizio Biodiversità della Regione, la pianta rientra nelle specie invasive e va eradicata, lo ha disposto la stessa Unione Europea. Dal 1976 e per molto tempo non ne abbiamo avuto notizie, dice l'esperta. 8 anni fa una botanica ne ha individuata una a Ovaro. Non sono comunque molto diffuse, ma è importante, nel momento in cui si riesca a individuarne una, di segnalare subito la sua posizione alla stazione forestale di riferimento oppure al servizio di biodiversità della regione. Ha oltre 200 anni, ma da tempo è in evidente stato di decadimento. Adesso, grazie a un contributo di 2 milioni di euro, sarà espropriato dal Comune e trasformato in ciclo ostello. È lo storico albergo Pontebba, sorto nel paese dell'Alto Friuli, quando ancora l'abitato era diviso dal confine. Esisteva già quando Pontebba era ancora città di confine, da una parte l'Austria, dall'altra l'Italia. Oggi, dopo decenni di abbandono, lo storico albergo Pontebba, che sorgeva in territorio italiano, sarà finalmente ristrutturato e con lui la principale piazza del paese che sarà ridisegnata. Non è stato un iter semplice, spiega il sindaco Ivan Buzzi. L'albergo è di proprietà privata ed è tutelato dalla soprintendenza. Grazie a un accordo raggiunto con tutti procederemo a breve con un esproprio per fini di pubblica utilità. La ristrutturazione sarà possibile grazie a un fondo regionale di 2 milioni di euro, cui si aggiungeranno presto altri fondi stanziati sempre dalla Regione per ultimare definitivamente i lavori. Il progetto prevede la realizzazione di un ciclo ostello per intercettare i turisti che percorrono l'Alpe Adria provenienti da tutta Europa, passando anche per Pontebba.
Ci sarà un infopoint, un ristorante, una reception, una officina per le biciclette, uno spazio per il pernottamento che permetterà di accogliere fino a 60 persone. Saranno mantenute le facciate dell'albergo, tutelate e valorizzate. Il nostro obiettivo, dice Buzzi, è anche quello di intercettare le squadre che vengono ad allenarsi al Palaghiaccio. Oggi infatti a Pontebba esistono solo 10 bed and breakfast, decisamente insufficienti, conclude il sindaco, per un'accoglienza di sportivi e turisti numerosi. Passiamo adesso allo sport. Dopo aver ceduto di misura allo Sturm Graz mercoledì scorso, l'Udinese ha rimediato una sonora sconfitta anche ieri nella terza amichevole precampionato contro il Lens dell'ex Fofana. È finita 4-1 per la squadra francese che tra una settimana inizia il proprio campionato. Udinese troppo indietro fisicamente rispetto agli avversari e ancora condizionata da un mercato in entrata che deve portare a Gotti giocatori in tutti i ruoli entro la fine di questo mese. La squadra usufruirà adesso di 2 giorni di riposo. Da martedì riprenderà la preparazione al Bruseschi in vista della prossima amichevole, ancora da ufficializzare, probabilmente in calendario sabato 7 agosto contro l'Empoli. Pordenone, il Pordenone ha ceduto solo nel finale all'Atalanta nell'amichevole disputata ieri a Bergamo. È finita 2-1 per i nerazzurri, ma il mister neroverde Massimo Paci è soddisfatto della prestazione dei suoi. Abbiamo tenuto testa ad una squadra che in Serie A rifila anche 5-6 reti agli avversari, ha sottolineato. È stato un buon test, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo tenuto testa a un'ottima squadra, siamo riusciti a ricavarci un paio di occasioni per fare gol nel primo tempo. Abbiamo fatto gol, insomma è stato un buon primo tempo. Il secondo tempo siamo un po' secondo me scesi fisicamente, siamo alla terza settimana di ritiro, abbiamo i carichi di lavoro nelle gambe, però anche il secondo tempo comunque abbiamo retto bene, abbiamo gestito bene la fase di non possesso. Certo, la fase di possesso va migliorata, anche se contro squadre così forti non è facile, però alla fine abbiamo subito questo gol che secondo me anche un po' per stanchezza, però ci sta. Ripeto, giocavamo contro una squadra molto forte, siamo riusciti a tenere bene testa, a creare delle occasioni per fare gol e continua la nostra fase di preparazione, siamo contenti di questo test, andiamo avanti. Per ora è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.